Oggi siamo qui con l'avvocato Marco Righetto del Foro di Verona. Parleremo di recupero crediti e di beni da pignorare. Nel caso in cui il debitore non pagasse, scatta il problema di ricercare i beni da pignorare. Fino a poco tempo fa ci si doveva rivolgere a agenzie investigative con servizi ovviamente a pagamento. Oggi c'è una nuova procedura disciplinata dall'articolo 492 bis del codice di procedura, nel caso di creditore munito di titolo esecutivo, di ottenere delle informazioni certe e in modo molto veloce, nel giro di un mese a livello telematico, sul patrimonio del debitore. Il creditore può, tramite l'avvocato, rivolgersi direttamente all'Agenzia delle Entrate, dopo essere stato autorizzato da un giudice, e ottenere tutte le informazioni relative al patrimonio del debitore. Se ha un lavoro, se ha una pensione, se ha immobili, se ha veicoli e soprattutto se ha dei rapporti di natura finanziaria con gli istituti di credito, al fine di andare a pignorare il conto corrente oppure titoli di deposito presso la banca. Ma allora il creditore ha gli stessi poteri dell'Agenzia delle Entrate? No, non ha gli stessi poteri ma ha gli stessi occhi. Necessariamente ci si deve rivolgere a un avvocato. La mia privacy dove va a finire? La privacy è tutelata perché il presidente del tribunale vincola a trattare questi dati ai soli fini del recupero del credito. Questa è una procedura che è veramente poco costosa e veloce. Se avete un titolo esecutivo nel cassetto, rispolveratelo e provate a verificare se finalmente non sia il caso di metterlo in esecuzione. E questo era il consiglio del giorno in 90 secondi.